Settore giovanile del Bassano che è come un neonato che si affaccia per la prima volta sul palcoscenico del calcio dilettantistico locale, un neonato che però vuole crescere in fretta, può crescere in fretta e diventare un punto di riferimento importante per il territorio. Allora, quali sono i progetti e le ambizioni per il presente e per il futuro? I nostri progetti sono quelli di formazione. Noi vogliamo formare, crescere e riuscire a sviluppare attraverso il lavoro, attraverso delle regole, una crescita continua per i ragazzini che avranno la nostra maglia, che è una maglia importante, la maglia giallo-rossa. Le nostre ambizioni: abbiamo un'attività di base gestita da Andrea Cantele, conosciuto bene nel territorio come formatore, come persona. Vogliamo ragazzi che possano avere le basi attraverso l'attività di base, dalla coordinazione motoria alla tecnica, di crescita continua. Il nostro interesse è sempre di fare degli step a uno, ovvero nelle categorie grandi riuscire a portare i regionali a entrambe le squadre, giovanissimi e allievi, e nei piccoli, come abbiamo detto prima, portare pura crescita che possa essere filiera del nostro settore giovanile. Crescita e consolidamento che passano necessariamente anche per l'affiliazione, la collaborazione con le realtà del territorio, quindi con i cosiddetti vicini di casa. Che rapporto c'è con le società del comprensorio e quali sono anche in questo caso i progetti e i punti di riferimento? Il progetto è sempre di crescita, è un progetto che comunque prevede una formazione, una comunicazione, ma il messaggio che mi sento di dare e che voglio prendere ad esempio è del mio presidente Fabio Campagnolo, una persona ricca di moralità, una persona dove vuole fare dei rapporti, coesione non solo con le società ma con tutte le persone. Porte aperte dunque per le collaborazioni con le società del vicinato, ma la porta più grande è quella che unisce prima squadra e settore giovanile. L'ambizione, la speranza, il sogno di tanti bambini è quello appunto un giorno di vestire la maglia della prima squadra del Bassano. Questo è un motivo d'orgoglio. Noi vogliamo che più ragazzi possibili abbiano la possibilità di essere partecipi alla prima squadra, protagonisti. La porta aperta è anche con me nel lavoro col direttore Cristian Giacometti, col mister Francesco Maino, dove nel settore giovanile c'è sempre un occhio di riguardo.